Buon pomeriggio e benvenuti al nostro spazio di approfondimento ore 13 che precede il nostro telegiornale. Vi presento subito l'ospite, è tornato a trovarci il presidente regionale di Federconsumatori, Angelo D'Adamo. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di un tema molto interessante, lo vedete nel titolo in sovraimpressione, gioco d'azzardo, chi vince e chi perde, perché Federconsumatori insieme a Iscon ha realizzato un report che analizza proprio il mondo del gioco d'azzardo, sia a livello nazionale che a livello regionale. Ha dato questo report numeri preoccupanti, è così, D'Adamo? Certo, numeri preoccupanti. Il titolo comunque dei nostri report è Il libro nero dell'azzardo. E quest'anno c'è anche un sottotitolo, Lo Stato perdente. Lo Stato Quindi, perdente. Adesso noi daremo dei numeri oggi. Io ho cercato di fare un estratto per comprendere al meglio, insomma, i termini del fenomeno e nazionale e regionale, e poi naturalmente questo si presta a degli approfondimenti, di ragionamenti che anche in questo caso faremo. Quindi comincio a dare un po' i numeri, un po' di numeri. Così a modo scherzoso. Il valore delle somme raccolte nell'arco dell'anno, quindi parliamo del 2025, sono stati di 165,340 miliardi. Miliardi. Quindi 165 miliardi e 340 milioni, naturalmente, che sono il 5% in più sull'anno precedente, dell'anno scorso. Crescita. È una cifra davvero enorme. È una cifra spaventosa se pensiamo che i miliardi destinati al Fondo Sanitario Nazionale sono 138,4, e quindi superiamo già questo dato. E sono il doppio della spesa addirittura per l'istruzione. Ecco, già questo ci dà un senso del fenomeno. Gli italiani comunque, chiaramente da tutte queste somme raccolte, che cosa hanno lasciato sul tavolo dell'azzardo? 21,88 miliardi. Questo è quello che resta comunque sul tavolo, quindi perdenti. Ogni cittadino maggiorenne, quindi qui sono come la media del pollo, no? Ha speso mediamente 3.284 euro nell'arco dell'anno, come se ognuno di noi, ogni maggiorenne, ha speso una somma. Poi naturalmente io non gioco per niente, probabilmente neanche lei, quindi è la media del pollo questa qua a riguardo. Quindi ci sono persone che giocano molto certo, di più. Certo, e poi ci sono fenomeni anche molto preoccupanti che poi li accenneremo. La modalità di gioco online ha registrato un vero e proprio boom ultimamente, attestandosi dai valori che dicevo prima a 100,88 miliardi di lire per il 2025. Basti pensare che nel 2018 erano 59,5 miliardi. Quindi è raddoppiata quasi raddoppiata. Diciamo. In appena 7 anni vuol dire che l'incremento è stato del 70%. Questi sono dati italiani. Dati nazionali. Poi chiaramente il report va a fondo per ogni regione. Naturalmente io ho estrapolato i dati del nostro territorio. La raccolta dell'azzardo complessiva nella nostra regione arriva quasi a 2,5 miliardi. Dato 2025, numero preciso, anche questo lo do, sono 2 miliardi 424 milioni 713 e poi spiccioli. Le province. Anche questo è un approfondimento. Ecco, ripeto, io non sono andato molto a fondo, ma do i dati essenziali, ecco, i dati per le province, e poi vediamo un po' come li commentiamo. Udine, 1 miliardo e 18 milioni. Pordenone, 596 milioni. Trieste, 450 milioni. Gorizia, 358 milioni. Un incremento comunque che c'è stato per le varie province, tra il 23 e il 25, quindi nell'ultimo biennio, Udine è aumentata del 28%, a Pordenone del 17,6%, Trieste del 28,7% e Gorizia del 42%. Questo per denaro speso per giocare d'azzardo. Noi non siamo contro il gioco, fa parte della condizione umana, però il gioco adesso è gioco d'azzardo, non è gioco come lo possiamo immaginare noi in maniera romantica. No? Certo. Il pro capite comunque è come se ogni cittadino delle nostre province ha speso tanto. Per Udine ha speso 1.448 euro, come se ogni cittadino maggiorenne della provincia di Udine ha speso una cifra del genere.
Pordenone 1223, Trieste 1605 e Gorizia 2097. 2097 euro. Molto. E vale anche qui la media del pollo, no? Sì, Questi sono valori medi, ma naturalmente tutti. Il resto, comunque, ecco, la divisione anche per province, c'è un valore di spesa sul gioco, di raccolta comunque di denaro per il gioco, per il capoluogo, e poi per il resto della provincia. Anche questo è un dato così interessante. Ecco, a Udine, per esempio, nel capoluogo, quindi a Udine città, si è speso 23,9 milioni, cioè il 23,9%, sono tutti questi numeri, rischio di dare i numeri anch'io, il resto della provincia il 76,1%, Pordenone, città il 21%, il 79% per il resto della provincia, Trieste il 91,2%, chiaramente territorio piccolo, 91,2% a Trieste e l'8,8% per il resto della provincia, Gorizia 17,7% nella città, e l'82,3% nel resto della provincia. Il resto della provincia. E qui la domanda, chi ci guadagna? Chi ci guadagna? Chi ci guadagna? Abbiamo scritto nel titolo, e poi vedremo chi vince, chi perde. Poi vedremo anche chi ci perde. Beh, certamente comunque ci guadagna chi vince, perché è chiaro che molto di questo denaro va ridistribuito nelle vincite, quindi i vincitori sono vincenti. E sono però certamente vincenti le imprese, se consideriamo che in 5 anni le maggiori imprese del settore hanno visto una crescita degli utili del 165%, altro elemento di riflessione per comprendere di che cosa stiamo parlando. In termini reali, mentre il loro fatturato ha raggiunto nel 2025 10,4 miliardi di euro. Questo è l'incasso dei maggiori 5 gestori di questo tipo di attività. E nelle valutazioni comuni spesso noi pensiamo che chi ci guadagna è anche lo Stato, perché lo Stato c'è una tassazione sulle vincite, quindi c'è un intervento. Quindi solitamente viene considerato vincente un soggetto terzo, quindi lo Stato, che ha incamerato nel 2025 11,4 miliardi, quindi il 6,9% della raccolta. Ma questo è vero però solamente se ci fermiamo ad un conto ragionieristico, no? Mentre dovremmo valutare in maniera totale una sorta di bilancio sociale dell'azzardo. Le entrate sono certamente inferiori alle uscite. Pensiamo ai costi sanitari che genera questo tipo di attività. Ecco, e non sono da poco. E quindi non solo strettamente sanitari, quindi si tratta di verificare che cosa spende lo Stato per curare le dipendenze. Perché proprio di dipendenze in molti casi quindi si questo tratta, di termini no? sanitari. È chiaro, certo. Ma che cosa spende lo Stato per favorire comunque aiuti ai bisognosi e anche a soggetti fragili che vanno in una sorta di impoverimento continuo, dovuto naturalmente al vizio del gioco magari, no? E quindi anche questo va messo. Quindi se sommiamo tutte queste altre spese per fare un bilancio sociale appunto sull'azzardo, ci rendiamo conto che lo Stato è perdente, ed ecco il titolo comunque del nostro report, no? Del report 2025, lo Stato perdente, anche se nel senso comune sembra che lo Stato ci guadagni. Quindi i perdenti sono cittadini tutti e naturalmente lo Stato stesso. Ora, da questa ubriacatura così di numeri, anche se sono pochi, ma ripeto, lo studio, il report va molto a fondo in questa analisi, va a fondo anche nel verificare qual è il livello oggi di gioco, come cambia anche il mondo dei giocatori, non solo quelli che giocano al lotto, ma tutti quelli che oggi fanno giochi online e che prende fasce importanti. Ricordiamo di quali tipi di scommesse, di giochi stiamo parlando, perché un po' tutti, no? Nell'online si scommette di tutto. Su qualsiasi cosa. E chi oggi scommette di tutto sono anche molto i giovani. Quindi che è un fenomeno estremamente grave che va studiato e compreso fino in fondo. È anche difficilmente controllabile. C'entra un altro elemento comunque. Si fa pubblicità? Certo, c'è una pubblicità subdola anche oggi che incentiva il gioco
E quindi questo chiaramente prende facilmente anche i soggetti più attenti, più vulnerabili comunque a questi tipi di messaggio. Quindi sarà necessario comunque, noi non è che siamo contro il gioco fa parte della vita umana, però il tipo di gioco che oggi, rispetto ai numeri che ho appena esposto, comunque ci dà un'idea di un fenomeno che deve essere, diciamo, meglio regolato, meglio regolato, ecco, non occorre aggiungere altri termini. Poi c'è anche un altro fenomeno, per fortuna un fenomeno che emerge comunque dalla nostra ricerca, non è del nostro territorio. Ci sono territori, molti in alcune regioni d'Italia, specie comunque più verso il sud, ma non solo comunque verso il sud, dove ci sono spese e somme utilizzate nel gioco d'azzardo che sono cifre spaventose. Paesini magari di 5.000 abitanti dove c'è una spesa di oltre 7.000 euro a testa di gioco. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che queste sono zone, sono comportamenti dove viene riciclato del denaro. E quindi ci sono fenomeni molto pericolosi che vanno naturalmente monitorati alla luce di questi dati, compresi fino in fondo, e quindi sono fenomeni che vanno assolutamente interrotti perché appunto ci hanno il senso di una disgregazione sociale, non mi vengono altri termini insomma per come definire questo fatto. Comunque ecco, ci troviamo in presenza di un fenomeno che i numeri, poi ognuno di noi su quei numeri può farci le riflessioni che può farci. Chiaramente in una trasmissione di un quarto d'ora, insomma, non è possibile entrare a fondo neanche nelle riflessioni, negli interrogativi che questi numeri ci pongono. Qualcuno l'ha accennato lei, a cominciare proprio dalla ricaduta sociale, no? E anche di spesa sociale appunto del gioco d'azzardo. Aggiungo magari qui da noi in regione abbiamo anche vicino la Slovenia con ad esempio i casinò. Questo fenomeno non è compreso in questa ricerca naturalmente perché si riferisce al nostro territorio nazionale. Quindi quello che accade all'estero non è preso. Esatto, ecco, c'è anche un altro dato importante comunque. Rispetto alle somme giocate, l'Italia in Europa è capofila. Questo è capofila. È un triste primato, insomma. È un triste primato. Quindi abbiamo incoraggiante. Molto grave, che quindi anche questo ci lascia pensare come gli stipendi non crescono in aumenta invece il gioco d'azzardo. È chiaro che è un segnale di problematica sociale, di difficoltà sociale che noi stiamo vivendo e quindi che vanno assolutamente monitorati e vanno fatti degli interventi per intanto contrastare i fenomeni malavitosi che intorno a questo settore si legano e poi favorire l'educazione nelle scuole. E sfavorire anche la pubblicità di questo tipo di attività, no? C'è anche un altro elemento, certo, la pubblicità appunto, che molto spesso è subdola, è ingannevole anche. Non c'è gioco sportivo dove non appaiono anche possibilità di inviti comunque alle scommesse. Quindi questo è un fatto molto grave. Ecco, è un fattore questo che coinvolge soprattutto i giovani, diceva, no? Soprattutto con il metodo online, perché ormai le frontiere sono state abbattute per quanto riguarda anche il gioco d'azzardo e quindi chiunque, anche un ragazzino, anche minorenne, potrebbe incorrere insomma, in queste vere e proprie insomma, pubblicità ingannevoli, no? Sulla possibilità di scommettere, di vincere magari dei soldi invece andando incontro al pericolo invece di perderne parecchi. Certo, quindi se non c'è un intervento serio sulla regolamentazione anche della pubblicità, noi non proteggiamo i nostri giovani. Ecco, quindi questo è un altro elemento di riflessione che ci deve vedere tutti quanti interessati e tutti coinvolti. C'è da dire anche questo, che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, noi abbiamo avuto anche difficoltà a reperire i dati. Quindi c'è una sorta di resistenza a mettere in evidenza tutto ciò che succede in questo settore. Quindi c'è stata un po' di difficoltà da parte nostra,
a recuperare questi dati. Noi chiediamo anche dati di dettaglio molto molto profondi, perché solamente in quel modo si riesce a entrare nel tessuto concreto comunque del territorio, quindi dei comportamenti delle persone, nelle piccole realtà municipali anche. E comunque questa è una battaglia che noi naturalmente continueremo a farla fino in fondo. A portare avanti. È già qualche anno insomma, che fate questo report annuale, il quarto anno di seguito, quindi analizzate insomma, il fenomeno per quella che è la sua diffusione, è sempre crescente e preoccupante in questo caso. Allora in questa puntata di oggi abbiamo deciso insomma, di analizzare un fenomeno in modo monotematico per così dire. Io ringrazio Angelo D'Adamo per essere stato con noi, lo ricordo presidente regionale di Feder Consumatori, e lo invito a tornare a trovarci presto per vedere anche il proseguo di queste analisi o comunque per analizzare altre situazioni che interessano sicuramente i consumatori. Grazie davvero. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura la cronaca: ha aggredito una ragazza sulla linea 20 della Trieste Trasporti, protagonista un Maranza che però è stato preso a schiaffi da un altro passeggero. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Ancora Maranza in azione. L'episodio è successo a Muggia, a bordo di uno degli autobus della linea 20 della Trieste Trasporti, nella giornata di ieri. Erano circa le 16 quando 6 giovani, alterati dall'alcol, sono saliti sul mezzo che stava percorrendo strada per Farnei. Da lì è cominciato il loro show. I Maranza hanno iniziato a comportarsi da bulli, importunando altri passeggeri più o meno coetanei, parolacce e prese in giro più che altro, ma il capo del gruppetto è andato oltre, ha preso di mira una ragazza e dalle parole è passato alle mani, arrivando a spintonarla. Stavolta però qualcuno si è ribellato. Uno dei passeggeri si è alzato dalla sedia e dopo aver raggiunto il capo dei Maranza gli ha rifilato 4 sberle. Il giovane, forse non si aspettava una reazione, è andato a sedersi in fondo al bus, attendendo la prima fermata per scendere. Nel frattempo, però, erano stati allertati i carabinieri. Raggiunto il mezzo, i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato i 6 Maranza ubriachi. Il loro capo, preso a sberle, non ha voluto sporgere denuncia. Sono peggiorate purtroppo le condizioni della bimba di 3 anni investita sabato pomeriggio da una moto mentre camminava sul marciapiede in corso Saba. È stata trasferita all'ospedale di Udine. Vediamo. Sono peggiorate le condizioni della bambina di 3 anni che sabato pomeriggio è stata travolta da una moto in corso Saba mentre passeggiava con la mamma e un'amica. La piccola non sarebbe in pericolo di vita, ma ieri è stata trasferita in via precauzionale dall'ospedale infantile Burlo Garofalo, dove era stata ricoverata sabato, al reparto di terapia intensiva di Udine, dove sarebbe stata intubata. L'incidente era accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle 18, in corso Saba. Per evitare un ragazzo non vedente che stava attraversando la strada in diagonale, una moto aveva sbandato colpendo un'altra moto che sopraggiungeva in quel momento. Quest'ultimo mezzo a 2 ruote era finito quindi sul marciapiede, dove aveva investito le 2 donne e la bambina. Sul posto erano intervenuti in forza gli agenti della polizia locale, non solo per i rilievi dell'incidente, ma anche per regolare il traffico nella zona. Il Pedocin compie un ulteriore passo avanti verso l'accessibilità e l'ingresso a mare per le persone diversamente abili. Non è questo il servizio, scusate. Allora, dopo i lavori di riqualificazione, il bagno ferroviario è pronto a riaprire il 12 giugno. Oggi la passerella posizionata grazie all'utilizzo di un elicottero. Vediamo subito questo servizio, poi vedremo anche quello relativo alle novità del bagno a lanterna. Tecnici al lavoro per coordinare le operazioni e agganciare la passerella sugli appositi sostegni
e noi vi mostriamo l'operazione in corso. È arrivato da Ronchi dei Legionari l'elicottero che ha agganciato la restaurata passerella che collega il bagno ferroviario con l'isola artificiale dove è installato il trampolino, un'operazione portata a termine in pochissimi minuti. Il manufatto era stato affondato dalle mareggiate del novembre 2023 che avevano devastato tutta la riviera barcolana. Dopo quest'ultima operazione lo stabilimento è pronto per la riapertura prevista per il 12 giugno. Sì, perché questo ci consente di riaprire l'intera spiaggia posizionando in posizione baricentrica come da sempre in questi 24 anni precedenti il bagnino e quindi il sistema di avviso al pubblico se possono andare in acqua, non possono andare in acqua, se c'è il bagnino, se sta vigilando, se il mare è cattivo e conseguentemente. Comunque come avete visto è una bella operazione che è stata fatta. Per completare la passerella e renderla operativa, oggi collaudi per accertare la stabilità, manca solo la parte in legno. Adesso fanno uno provvisorio perché devono tagliare il trampolino che purtroppo non riusciamo a riparare quest'anno e poi mettono il paiolato nuovo. E devo ringraziare le ditte che si sono occupate di questo, che sono la Geomar che ha fatto gli attacchi su progetto dell'ingegner Todaro, la ditta Baumann Croci che ha fatto i lavori di ripristino della passerella e la ditta Kramer che sta facendo i rimanenti lavori qui. E in particolare devo ringraziare l'ingegnere Olivotti che è stato il direttore dei lavori che ha consentito a tutte queste ditte di lavorare in sinergia. Un altro problema risolto è quello dell'accesso allo stabilimento. I lavori di riqualificazione del Porto Vecchio sono ancora in corso, ma è stato garantito il passaggio da Viale Miramare, dove ci sono le strisce pedonali e la fermata dell'autobus. Sì, in effetti devo ringraziare anche il Comune che ha ascoltato la nostra richiesta di riaprire Viale Miramare, per cui la 36, 36 e 19/20 a seconda del periodo torneranno a fermarsi e sarà possibile grazie al passaggio realizzato attraverso la cittadella dello sport e il parco lineare arrivare a piedi. Resta in piedi con esatto il tentativo di aprire un passaggio dopo il convenzionamento con il parcheggio del centro congressi che dopo dovrà essere ristrutturato completamente, ma almeno per garantire questi 90-100 giorni ai utenti di questi due stabilimenti. Il Pedocin compie un ulteriore passo avanti verso l'accessibilità e l'ingresso a mare per le persone diversamente abili. È stata presentata la sedia motorizzata che dal 12 giugno sarà operativa, consentendo proprio alle persone più fragili di poter fare il bagno senza ostacoli. Vediamo la novità nel servizio di Bernardo Gulotta. Un'attenzione sempre alta, quella del Comune di Trieste, verso le persone con fragilità, testimoniate una volta di più oggi allo stabilimento balneare La Lanterna per tutto il Pedocin. Lo storico bagno triestino si è dotato del Sea Track Mover, un sistema che permette alle persone con disabilità di raggiungere l'acqua in autonomia grazie a una speciale sedia che scorre su binari fino al mare. Il dispositivo, alimentato da energia solare e realizzato in acciaio inox, è stato installato sulla spiaggia insieme a una passerella in legno per agevolare il passaggio delle carrozzine. L'intervento rientra in un più ampio percorso di miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusione all'interno dello stabilimento. È il primo dispositivo di questo genere di cui si dota il Comune di Trieste, un investimento di circa 50.000 euro che permette l'accesso al mare alle persone con disabilità. La grande caratteristica che ha questo dispositivo è che è possibile spostarlo con facilità, quindi oggi è stato presentato nel lato uomini ma può essere spostato nel lato donna a necessità. È un dispositivo completamente sicuro e innovativo, quindi siamo soddisfatti di averlo acquistato, già esiste nella nostra provincia ma abbiamo deciso di portarlo per qui perché qui proprio c'era la necessità di questo intervento. Oggi è una giornata meravigliosa perché abbiamo inaugurato uno strumento che consente alle persone con fragilità di fare il bagno o anche, come diciamo noi, di mettersi in smoio, ma non è solo questo, è davvero molto di più, è un segnale importante, un segnale di attenzione per una città che vogliamo costruire, che stiamo costruendo, attenta ai bisogni delle persone, tutte le persone, nessuno escluso. Ma ci sono anche altre novità. Al lato uomini e lato donne sono stati infatti inaugurati 2 nuovi punti lettura con scaffali e spazi dedicati al relax, aderenti al progetto cittadino della biblioteca diffusa. La giornata è stata anche l'occasione per fare il punto sul gradimento degli utenti. Dal questionario distribuito nel mese di maggio emerge un giudizio molto positivo sul Pedocin, con una valutazione media di 4,6 su 5. Tra gli aspetti più apprezzati figurano la cortesia del personale, il comfort degli spazi e la pulizia degli ambienti, che ha ottenuto uno dei punteggi più alti.
Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città, in questo lunedì di ripresa. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda appunto la giornata odierna, la mattinata è stata caratterizzata da qualche incidente, fortunatamente senza particolari conseguenze fisiche per i coinvolti, né tantomeno impattante su viabilità. Per quanto riguarda il traffico attualmente, da quello che vedo, è regolare e abbastanza scarso per quanto mi riguarda, su tutta la rete cittadina. Le rive sono ancora inibite da sosta per consentire lo sbarco e l'imbarco dei crocieristi. Non ci sono state al momento segnalazioni per quanto riguarda i soliti rallentamenti in Teatro Romano all'ingresso del Parco San Giusto. Non sono previste manifestazioni che possono impattare sulla viabilità nella giornata odierna. Invece per quanto riguarda le attività di cantiere, ricordo che sono ancora in atto quello notturno a partire dalle 22 fino alle 6 di domani mattina per l'asfaltatura in strada del Friuli, in via Cisternoni in salita di Gretta. E in questa occasione devo far presente che attualmente stiamo chiudendo la salita di Gretta tra Cisternone e via Aquileia su disposizione degli ufficiali di turno, in quanto ci sono formati degli accumuli di briciolino e di materiale appunto a seguito della fresatura per i lavori di asfaltatura che non danno le condizioni di sicurezza per quanto riguarda il transito con le due ruote, e al momento stiamo attendendo la ditta che arrivi con la spazzatrice e faccia una bellissima pulizia in maniera tale da poter riaprire l'arteria. Attualmente quindi deviazioni in loco su Aquileia e via Cisternone per bypassare il problema. Con la giornata di domani voglio far presente che iniziano dei nuovi cantieri sempre per l'asfaltatura, e mi riferisco in via Tigor, Terza Armata e Ciamician, quindi attenzione ai divieti in loco. Le attività, da quello che ho letto dell'ordinanza, dovrebbero iniziare con un divieto di transito dalle 8:30 alle ore 17, mentre i divieti di sosta sono già attivi dalle 00 fino alle 24. Ci sono altre attività per potatura sia in via Pauliana che in Campo Marzio, quindi attenzione anche in quella zona ai divieti. E dalle 4 di domani, 9 giugno, sarà chiusa la direttrice verso Trieste della Galleria Carso come da cronoprogramma e ordinanza dell'ANAS. Certo. Sono previsti sempre anche lavori in via Vasari. Domani mattina ci sarà l'arrivo di una betoniera intorno alle ore 8 e daremo assistenza per l'ingresso in retromarcia, e quindi attenzione anche là di Veti, se non mi ricordo male, tra il civico 8 e il civico 10, e momentaneamente sarà interdetto il transito appunto fin tanto che la betoniera non si posiziona per poter fare un getto. Direi che avrei detto tutto e saluto tutti quanti. Grazie, buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Allora, noi andiamo avanti e parliamo di politica, un buon segnale per il centro-sinistra, ma sarà importante trovare il giusto candidato. Questo è il commento della segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis al sondaggio SVG sulle elezioni comunali del prossimo anno. Sentiamo. E dopo tanti anni di vantaggio importante del centrodestra, questo è un segnale. Così la segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis commenta i dati del sondaggio sul voto del prossimo anno commissionato dal PD a SVG e anticipato da Tele4 a Ring, un risultato che incoraggia l'ampia coalizione di centrosinistra denominata Futuro in Comune, che però dovrà fare i conti con tante anime diverse e l'indicazione di un unico candidato a sindaco nel 2027. E la battaglia sarà sicuramente sui nomi. Sui nomi. Vedremo, insomma. C'è da dire che tra questione Ovovia, opere pubbliche, marciapiedi e varie altre, questa giunta evidentemente non ha lasciato il segno, o se l'ha lasciato non è stato un segno positivo. Quindi è ragionevole pensare che i triestini abbiano voglia di un cambio della guardia. Dipende molto dai nomi che verranno individuati per l'una e per l'altra parte, insomma. Noi miriamo ad un nome che incarni quello che è il programma, perché stiamo lavorando ormai da tanti mesi sui temi e sugli obiettivi che vogliamo porci come coalizione, ed è un lavoro lungo, interessante, vedremo di finalizzarlo in modo intelligente e condiviso,
dopodiché servirà a trovare una persona che sia in grado di incarnarli questi temi. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo il nostro telegiornale parlando ancora di politica. Abbiamo visto poco fa il servizio sul commento della segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Danielis sul sondaggio SVG riguardo alle prossime elezioni comunali e vari partiti impegnati in questa competizione. Il nostro Bernardo Gulotta ha intervistato anche Angelo Lippi che coordina un gruppo dei vannacciani cosiddetti, insomma, di Futuro Nazionale qui a Trieste. Sentiamolo. Ma a me non ha sorpreso molto, devo dire la verità, l'esito del sondaggio, perché già i sondaggi a livello nazionale danno Futuro Nazionale a quei livelli lì, se non superiori. A parlare Angelo Lippi, rappresentante del Comitato Costituente di Trieste, il Comitato 23, che si esprime sul sondaggio SVG commentando quel 4,5% di preferenza espressa sul gradimento del partito del generale Vannacci Futuro Nazionale. In attesa che vengano costituiti i referenti locali il 13 e 14 giugno, Lippi dimostra ottimismo sul percorso intrapreso e sui numeri del sondaggio, testimoniato anche dal gradimento percepito dalle persone che di settimana in settimana si stanno interessando e avvicinando al movimento del generale. Noi non abbiamo fatto ancora un vero e proprio proselitismo, diciamo così, in maniera determinata, però sono già più di 250 persone che si sono unite al nostro comitato tra iscritti al partito e simpatizzanti, semplicemente vedendo attraverso i nostri social o sui giornali o sulle televisioni le iniziative del movimento. Sono adesioni continue, ogni giorno mi chiamano, mi telefonano persone che vengono sia da movimenti politici ma anche no, che vogliono aderire e iscriversi al partito. Tra i nomi inseriti nel sondaggio e che riconducono a Futuro Nazionale c'è quello del consigliere comunale Ugo Rossi, eletto nel 2021 con Insieme Liberi. Parlando di elezioni, Lippi non si sbilancia, ma tutto porta a pensare che il dialogo con l'attuale coalizione di centrodestra potrà portare a un'alleanza politica a determinate condizioni e mettendo in primo piano alcune tematiche specifiche. Per quel che mi riguarda, come Angelo Lippi, come referente di un comitato, io credo che bisognerà comunque dialogare. Questo è normale in un ambito ormai che va verso il bipolarismo proprio secco. E quindi noi non è un segreto che guardiamo verso il centrodestra. Ovviamente quando si mette insieme bisogna essere in due. Sarà fondamentale, a mio modesto avviso, il programma. E sul programma dovremo confrontarci. Ovviamente però non è che lo facciamo così a scatola chiusa e vorremmo assolutamente che ci siano nel programma delle soluzioni di problemi cittadini che sono molto molto gravosi. Torniamo alla cronaca, il servizio di ieri, perché c'è stata una notte di violenza tra Muggia e Trieste con un accoltellamento e una rissa che hanno richiesto entrambi l'intervento delle forze dell'ordine. Vediamo nel servizio di Bernardo Gulotta. 3 coltellate al termine di una lite scoppiata per motivi sentimentali è quanto accaduto nella tarda serata di sabato a Muggia, davanti alla stazione delle Corriere, dove un giovane di 24 anni è rimasto ferito al torace, a un braccio e a una mano dopo essere stato aggredito da un 19enne. I due, entrambi triestini residenti a Muggia, si sarebbero incontrati casualmente sull'autobus mentre tornavano da Trieste. Una volta scesi dal mezzo, tra loro sarebbe scoppiata una discussione degenerata rapidamente. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni, calci e persino il lancio di bottiglie. Il 19enne poi avrebbe estratto un coltello, colpendo il rivale con 3 fendenti prima di allontanarsi. Alla scena ha assistito anche il padre del 24enne, arrivato alla fermata per recuperare il figlio. L'uomo avrebbe tentato di fermare la lite senza riuscire a evitare l'aggressione. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cattinara. Nonostante la perdita di sangue, le sue condizioni non sono gravi, con una prognosi medica di 20 giorni. I carabinieri di Muggia stanno ricostruendo nel dettaglio l'accaduto. Le immagini delle telecamere presenti nella zona avrebbero già permesso di identificare il presunto aggressore. Sul caso è attesa l'apertura di un fascicolo per lesioni. La notte tra sabato e domenica è stata segnata da tensioni anche a Trieste. Poco prima dell'1, una decina di giovani hanno scatenato una rissa in via del Lazzaretto Vecchio. Il gruppo poi si sarebbe affrontato in strada tra spintoni, pugni e calci, richiamando l'attenzione dei residenti e delle pattuglie impegnate nei controlli straordinari del fine settimana. Triestina, si parla di fideiussioni anche riguardo al progetto del centro sportivo di Muggia. Il sindaco Polidori, che mercoledì aveva parlato con ottimismo, ha spiegato l'iter burocratico per far avanzare il progetto, ieri nuovamente frenato per l'impasse legato proprio alle fideiussioni. Vediamo.
Se posso fare una battuta, io ho una alabarda a casa mia nel mio giardino in marmo che pensavo di regalarla ovviamente nel momento in cui viene inaugurato il centro sportivo. Ultimamente era stata ricoperta dall'erba, adesso ho tagliato l'erba intorno ed è emersa di nuovo. Si era espresso così il sindaco di Muggia Paolo Polidori mercoledì 3 giugno al termine della conferenza stampa allo Stadio Rocco, dopo aver ascoltato il direttore generale Giuseppe Daniello e il vicepresidente del club Marco Margiotta, che hanno dato rassicurazioni circa il progetto del centro sportivo della Triestina da realizzare a Montedoro nel comune di Muggia. Un ottimismo che ha riacceso la luce sull'iniziativa di Project Financing per la creazione della Casa dell'Unione, che dopo gli scossoni nell'ambiente biancorosso, vedi le situazioni di debiti, l'indagine della Guardia di Finanza, la retrocessione e i legittimi dubbi sul futuro della Triestina, era stato messo in un cassetto. Il recente blitz delle fiamme gialle però ha riportato le erbacce sopra l'alabarda del sindaco, almeno momentaneamente, in attesa di sviluppi sul caso delle fideiussioni false emesse dal club attraverso 2 intermediari esterni della società che oggi si apprende risultino indagati. Fideiussioni che dovevano coprire il debito per i pagamenti dello Stadio Rocco, e sempre di fideiussioni si parla anche per il progetto del centro sportivo, con Polidori che ha spiegato l'iter dal lato del comune di Muggia. Siamo pronti in qualsiasi momento, nel momento in cui viene presentato un progetto complessivo, ovviamente con garanzie e fideiussioni che coprano l'intera opera, a portare avanti entro 2 o 3 mesi, di portare in Consiglio Comunale il progetto che farà da variante. E ripeto, è giusto anche sottolinearlo, un progetto e un'opera che sarà di proprietà del Comune, perché sarà di proprietà del Comune essendo un'opera pubblica, anche se verrà data in concessione alla Triestina per tot numero di anni. Questo dal punto di vista però delle fondamenta della progettazione della Triestina ovviamente darà una forza molto in più, anche perché sarà un asset in più che valorizzerà il patrimonio della Triestina stessa e darà la possibilità anche di allenarsi magari con l'iniziale creazione di 2 campi, no, che daranno comunque un respiro enorme per quanto riguarda la società. Esatto, SPA si è aggiudicata la gestione definitiva dei parcheggi del Generali Convention Center in Porto Vecchio. A parlarne ai nostri microfoni la presidente Raffaella Del Punta. A partire appunto dal contratto concessorio di cui abbiamo appena parlato, siglato il 22 dicembre 2025 con effetto dal 1 gennaio 2026, Esatto si occuperà del rinnovo dei 2 parcheggi, parliamo dell'attrezzatura dei 2 parcheggi di Sant'Andrea e di San Giovanni. Oltre a questi impianti ve ne sono altri, ricordo in particolare quello di Roiano che è stato recentemente inaugurato e peraltro con tariffe molto, molto calmierate, molto gradito alla cittadinanza da quello che vediamo nei dati della sua occupazione. E poi ci sono quindi a fianco a questi 2000 stalli nei parcheggi i 600 posti su strada. Un impianto nuovo che andiamo ora a gestire è quello afferente al Trieste, al GTCC, parliamo del Generali Convention Center. Esatto, si è aggiudicata la selezione. Quindi siamo noi già adesso in gestione provvisoria a gestire questo importante sito che presenteremo comunque completamente rinnovato, e su questo sicuramente insieme appunto a GTCC faremo una presentazione organica, quindi rimandiamo le notizie a una prossima occasione che organizzeremo insieme appunto al concedente, quindi il Comune di Trieste, e anche a Generali Convention Center. Trieste ospita un incontro raro, sta ospitando un incontro raro tra 2 giganti della ricerca marina italiana, entrambe ormeggiate nello stesso porto, visitabili dal pubblico. Parliamo delle navi oceanografiche Gaia Blu e Laura Bassi. Vediamo. Per la prima volta a Trieste 2 tra le più importanti navi scientifiche italiane, la Gaia Blu del CNR e la Laura Bassi dell'OGS, sono ormeggiate fianco a fianco lungo le rive, trasformando la città in un grande laboratorio a cielo aperto. L'iniziativa non è solo simbolica, le 2 unità eccellenze della ricerca marina e climatica sono state aperte ai cittadini per visite guidate che stanno attirando centinaia di persone. Circa 270 visitatori a bordo della Gaia Blu e 735 attesi sulla Laura Bassi nell'arco di 6 giorni. Accanto alla
apertura al pubblico, la tappa triestina ha ospitato anche un confronto fra vertici scientifici e istituzionali. Il presidente del CNR Andrea Lenzi e i responsabili delle strutture hanno incontrato la dirigenza dell'OGS a bordo delle due navi, sottolineando il valore della collaborazione tra i due enti nella ricerca sugli oceani e sul clima. Da una parte la Gaia Blu, piattaforma oceanografica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, attrezzata per indagare chimica, fisica e biologia del mare su scala globale. Dall'altra la Laura Bassi, unica rompighiaccio italiana per la ricerca, in forza all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, capace di operare fino ai mari polari. Due navi diverse ma complementari che raccontano una stessa direzione: rafforzare la presenza italiana nella ricerca oceanografica internazionale e avvicinare il grande pubblico alle sfide del cambiamento climatico. Il SIEL ha presentato a Trieste i risultati del progetto Analisi con immagini da satellite attraverso Eagle Friuli Venezia Giulia, una sperimentazione basata su tecnologie satellitari e intelligenza artificiale applicate al monitoraggio del territorio. Vediamo. Capire che come per esempio usare le immagini satellitari per monitorare i cambiamenti del territorio si chiama Eagle Friuli Venezia Giulia ed è la piattaforma integrata messa in campo dalla Regione tramite INSIEL per tenere sotto controllo lo stato delle aree verdi, la salute del verde urbano, ma anche gli effetti degli incendi, dei dissesti idrogeologici e del consumo di suolo. Lo strumento agisce confrontando immagini prese dall'orbita terrestre relative allo stesso territorio. Assolutamente, sono uno strumento che ci aiuterà a pianificare meglio il territorio e a difenderlo. Sapere per esempio come evolve l'erosione delle coste è un elemento importante per capire dove dobbiamo intervenire per fare delle difese a mare. Sapere come le pubbliche amministrazioni della Regione intervengono nei loro piani urbanistici perché per esempio hanno deciso di costruire da una parte piuttosto che da un'altra è importante perché ci consentirà di fare una progettazione del territorio più adeguata. È uno strumento importante quando l'innovazione viene messa al servizio della pubblica amministrazione perché crea valore pubblico e perché, soprattutto come in questo caso, difende meglio l'ambiente, noi ci siamo e quindi la finanziamo senz'altro. Sono 19 comuni della Regione sottoposti allo studio tra Friuli, Sontino e Venezia Giulia, tra cui Trieste, in collaborazione anche con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e il Parco agroalimentare della Regione. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.